Agrigento differenziata, degrado e polemiche politiche sulla gestione del servizio. Ascoltiamo il consigliere comunale Marco Vullo. La situazione igienico-sanitaria che vivono i quartieri satellite della città è ormai, non oserei dire incresciosa, ma che sta arrivando a dei limiti abbastanza preoccupanti. Non ho nulla in contrario, anzi è lodevole gli sforzi che sta mettendo in campo l'assessore Amel, però comprendete bene che tutta la questione legata alla differenziata oggi proviene e arriva da lontano su tutte quelle che sono stati i grossolani errori che questa amministrazione comunale ha fatto in fase iniziale e oggi ne stiamo piangendo le conseguenze. Cioè sostanzialmente noi abbiamo una città piena di cumuli di rifiuti, abbiamo un servizio spazzamento ormai inesistente, addirittura ora arrivano notizie che partirà come dire, il decespugliamento della città, ma ben venga il decespugliamento della città visto che ormai abbiamo delle foreste dove mancano solo le scimmiette che di norma ci sono nei circhi, però sostanzialmente bene, facciamolo il decespugliamento e lo spazzamento che già era ridotto al lumino, ecco una situazione assolutamente incresciosa, una situazione preoccupante, vogliamo risposte. È evidente che c'è qualcosa che non va, è evidente che ci sono stati degli errori, è evidente che qui bisogna mettere il bollino rosso del fallimento su un'amministrazione comunale a stampo firetto e da qui dobbiamo capire, vogliamo capire che cosa succederà domani, chi li dovrà raccogliere tutti questi cumuli di rifiuti. E anche qui tutta questa gente che non ha ritirato i mastelli, e anche qui andiamo a vedere ad esempio alcune isole ecologiche o famose centri di raccolta per quanto riguarda le zone dove non c'è, le zone non servite. Anche lì se andiamo a incontrare a Fontacazzo ci troviamo di fronte a una montagna di rifiuti e anche qui problemi igienico-sanitari. Anche qui non abbiamo risposte, anche qui tutto va a rilento, va bene che ci diciamo che già c'è una riduzione, va bene che ci diciamo che la differenziata di Agrigento sta andando bene, però è sotto gli occhi di tutti una situazione disastrosa. Villa Seta, Monserrato, Fontanelle, così come Villaggio Mosè, così anche come il centro storico della città, le stradine interne alla via Atenea, una situazione disastrosa, allarmante. Signori della Giunta Firetto e signor Sindaco, svegliatevi perché le cose credo che non vadano come avevate pensato voi, stanno andando veramente male. Vi prego di intervenire perché la città ha bisogno di risposte, quelle che forse voi non riuscirete più a dare. Bene, la differenziata è uno strumento straordinario, è uno strumento veramente che la città di Agrigento ne aveva di bisogno, ma anche qui il fatto organizzativo, il fatto che non c'è personale, che diciamo, l'amministrazione ha sempre contestato questo personale in esubero, ma sostanzialmente le strade chi li deve spazzare? O si fa la differenziata, o si fa lo spazzamento, o si fa il decespugliamento, ma dove devono mettersi queste persone a lavorare? Su cui devono basare la loro giornata lavorativa se poi andiamo in difficoltà? Anche qui, chi governa questi processi? Forse nessuno, forse li doveva governare un'amministrazione del cambiamento e della rinascita. Cambiamento e rinascita che ad oggi non abbiamo assolutamente visto. E adesso ascoltiamo l'ex assessore comunale all'ambiente Mimmo Fontana. Ad Agrigento, a fronte dei disservizi lamentati nell'ambito del servizio di nettezza urbana, ci si riferisce spesso anche al problema della asserita carenza di personale. L'ex assessore all'ambiente Mimmo Fontana. Si tratta per l'appunto di un'asserita carenza. È sufficiente fare un confronto tra Agrigento e le migliori realtà italiane per accorgerci che noi abbiamo ancora il doppio o più del doppio del personale necessario. Faccio un esempio per chiarire. L'azienda capofila che raccoglie i rifiuti ad Agrigento ha un appalto in provincia di Varese dove serve 4 comuni per complessivi 120.000 abitanti, quindi un numero di abitanti doppio rispetto a quello di Agrigento. Quel servizio viene fatto con 45 operatori. Ad Agrigento non ne bastano 83 per una popolazione che è la metà. Ora guardate, i numeri hanno sempre ragione. Quindi, siccome non si può pensare che ci sia un'azienda che a Varese è capace di organizzarsi e ad Agrigento invece diventa incapace di organizzarsi,
La ragione di quel disservizio è abbastanza chiara dove origina. Origina in un'altra cultura del lavoro, in un altro modo di lavorare. E vuol dire che quell'azienda non riesce ad ottenere dai propri lavoratori ad Agrigento quello che con grande facilità riesce ad ottenere dai propri lavoratori a Varese. Allora, se questa è la verità, e non c'è dubbio che è la verità perché, ripeto, i numeri non mentono, io ritengo che tutti, sindacati, amministrazione, consiglieri di opposizione che hanno più volte sollevato questa questione, dovrebbero, secondo me, occuparsi delle famiglie agrigentine e della riduzione della Tari delle famiglie agrigentine. La nostra è una città in cui ai 2 campeggi di San Leone mandiamo Tari pari a 77.000 uno e 148.000 euro l'altro. È evidente che l'evasione fiscale, per quanto non si debba mai giustificare, si spiega con delle tariffe che sono delle tariffe insostenibili. Allora, piuttosto che preoccuparsi di ritornare a sostenere politiche clientelari di assunzione che l'amministrazione Filetto ha bloccato, spero per sempre, dovremmo occuparci di questo, dovremmo tutti insieme chiedere agli operatori ecologici di questa città di avere l'orgoglio di essere efficienti quanto sono efficienti i loro colleghi di Varese, di Treviso, di Bologna, di Firenze, anche perché lo stipendio che prendono è lo stesso stipendio. Io penso che questa battaglia dovremmo farla tutti insieme, piuttosto che alimentare strumentali polemiche. E adesso ascoltiamo l'attuale assessore comunale all'ambiente, Nello Amel. Nella città di Agrigento procede il servizio di raccolta differenziata, non mancano le rimostranze. Nel frattempo è in itinere, appena iniziato, anche il procedimento di scerbatura primaverile. Sì, io vorrei prima di tutto puntualizzare una cosa. Sì, ci sono le discariche, ci sono gli sversamenti di sacchetti per le strade, che tra l'altro le discariche sono notevolmente ridotte perché ne abbiamo bonificato un mare a partire da Via Faraghi, che era una discarica immensa. Però la gente deve anche non farsi distrarre. Il problema delle discariche non è un problema dell'amministrazione comunale, del modo come si gestisce il servizio e tutto il resto. Il problema delle discariche è il contraccolpo alla differenziata e una pletora di individui, diciamo, assolutamente incivili che stanno creando queste difficoltà. E la polemica, l'attacco, la critica deve essere rivolta soprattutto nei confronti di queste persone che in gran buona parte abbiamo anche identificato e avranno conseguenze gravi per questi comportamenti illegittimi. La differenziata ha prodotto anche altri effetti estremamente positivi. Siamo arrivati a oltre 3.000 autodenunce. 3.000 autodenunce significa che nel 2018 ci saranno 1.200.000 euro di introiti in più per il pagamento della Tari, che diventeranno quasi 5 milioni di euro con gli arretrati che si dovranno pagare a partire dal 2013. E questo è sicuramente un effetto positivo della differenziata. Un effetto positivo della differenziata è quello che ci tutela e ci difende dall'incombente trasferimento dei rifiuti all'estero. Il 30% dei rifiuti dei comuni che non differenziano dovranno essere trasportati a Palermo, poi trasformati in balle, messi sulle navi e trasferiti all'estero o nel nord Italia, con costi altissimi che si riverseranno sulle loro bollette. I cittadini di Agrigento sono salvaguardati da questo perché siamo arrivati quasi al 62%. C'è poi il problema del personale. Il personale che deve essere riarticolato, che deve essere organizzato meglio, il personale nei confronti dei quali noi abbiamo una grande attenzione. In questo momento non sarà forse possibile soddisfare la loro esigenza di aumentare gli orari di lavoro, però sicuramente possono essere certi che saremo sempre al loro fianco e cercheremo di agevolarli al massimo possibile. Però anche da loro vogliamo una collaborazione e una compartecipazione a questo grande processo di trasformazione. Oggi è partita il discerbamento, un chiarimento. Lo scerbamento non è solo scerbamento, è scerbamento e pulizia delle strade. Laddove si è fatto, vedrete che le strade sono pulitissime. Abbiamo pochi operai, cerchiamo di utilizzarli bene, questo processo lo estenderemo ora in tutte le altre parti della nostra città.
Spero che ci sia la disponibilità a comprendere la grande avventura che stiamo affrontando e i risultati in tempi relativamente brevi si potranno anche vedere.